stile romanico, a base quadrata, con i lati di 12 metri e 80 centimetri. I muri sono a doppia canna di 3 metri e 45 centimetri di spessore. La parte superiore della ghirlanda in stile gotico è stata aggiunta in seguito, tra il 1284 e il 1305. Ad attirare lo sguardo, a 27 metri dal suolo, proprio sopra lo stemma della città, è l'imponente quadrante dell'orologio astronomico. Grazie ad un complesso meccanismo installato il 28 luglio 1583 nella stanza della torre dietro il quadrante, è ancora oggi perfettamente funzionante. Per vederlo all'opera occorre salire 156 dai 502 gradini del terrazzo. Questo è il suono del tempo che ci arriva dai secoli passati. Siamo nella stanza del meccanismo dell'orologio astronomico, una macchina che sta funzionando ormai da quasi mezzo millennio. Sulla trave superiore dei meccanismi vediamo la scritta: io Battista di Vizioli e Francesco feci nel 1583. Questa è la data alla quale è stata costruita questa macchina. Ora noi vediamo un pendolo. Il pendolo in effetti è stato introdotto da Galileo Huygens nel 1600, siccome la macchina è precedente, ecco si giustifica l'ipotesi che in origine c'era l'altro sistema. La macchina qua si compone di due parti, questa che vediamo adesso sul davanti, che è la macchina del tempo. Il pendolo non si ferma perché sullo scappamento, che è il sistema che vediamo là in fondo, i pioli che stanno passando adesso sulla ruota, che è messa in rotazione da un grave che sta qui sotto, quindi il grave tende a srotolare queste ruote, un po' come avviene col vericello di un pozzo. Qui il grave che c'è sotto tenderebbe a far srotolare queste ruote, ma sono impedite nel loro movimento dal permesso che il pendolo dà a quelle zeppe che vediamo là in fondo. Siamo sulla parte posteriore rispetto al pendolo, cioè quella sul fronte quando si entra nella stanza dell'orologio. Qui abbiamo una grande ruota, che è la ruota partiora. Questa ruota qui ha tutta una serie di incavi, sostanzialmente era il calcolatore che dava i battiti che la macchina del tempo che abbiamo visto dalla parte di là trasmetteva alla campana che si trova sulla cima della torre.
Allo stato attuale il battito della campana è ormai in forma elettronica, nel senso che la macchina non può competere, una macchina che ha secoli, con il segnale orario digitale attuale. All'epoca il riferimento, per dare una corrispondenza tra la macchina e i fenomeni celesti, era quello del mezzogiorno, la culminazione del Sole. La culminazione del Sole è ripresa qui all'interno della stanza dell'orologio attraverso un foro che si trova sulla parete rivolta a sud, e nel momento esatto della culminazione del Sole un raggio di luce entra e va a colpire una linea che si trova a terra. Quella linea lì è la linea meridiana, una linea immaginaria che congiunge il polo nord al polo sud. Quando il Sole si trova esattamente in meridiano, sta culminando e in quel momento è il mezzogiorno. Dico queste cose perché questo è il momento in cui va regolato il meccanismo. Questo momento del mezzogiorno corrispondeva al momento in cui l'orologio doveva dare i battiti esatti. Siamo davanti all'asta che trasmette il movimento dalla macchina del tempo alla parte astronomica. Quest'asta qui compie un giro in un'ora e attraverso il primo pione dà il movimento sulla ruota grande che è collegata all'indice orario, cioè la ruota grande compie esattamente un giro nelle 24 ore che è la rotazione della Terra. Poi il movimento dall'asse centrale risale attraverso queste ruote e questi pignoni che sono qui dietro e vanno a fare la rotazione della Luna attraverso questa ruota grande che poi riscende giù e ritorna in asse. Lo stesso meccanismo, però attraverso le ruote che stanno dietro, viene poi ridotto per fare la funzione dell'anno. La ruota del drago è quella che permette di indicare le eclissi. E ormai il meccanismo si è ridotto a un punto tale che la ruota del drago compie una rotazione in 18 anni, 11 giorni, 8 ore. Ora tornare in piazza per conoscere i risultati di questo indefesso e mirabile lavoro. Il punto di osservazione migliore per osservare il quadrante dell'orologio è una delle finestre del Palazzo Comunale. È anch'esso un edificio medievale, della stessa epoca del Torrazzo. Eccoci al quadrante, molto appariscente, soprattutto per la sua dimensione. Sono oltre 8 metri di diametro e 54 metri quadri di superficie, quindi una dimensione notevole. Non abbiamo dati certi, ma presumiamo sia il quadrante più grande del mondo. A seguito della rivoluzione francese e degli influssi illuministici, il Ravizza, che era un costruttore di strumenti scientifici, decide di togliere la maggior parte delle parti astronomiche e il quadrante assume più o meno questo aspetto. Tutto sommato ha avuto una semplificazione notevole rispetto al quadrante originale. Abbiamo sostanzialmente una serie di corone e su quella più esterna l'indicazione oraria, molto facile da leggere perché porta, a differenza dei nostri orologi, tutte e 24 le ore. Le funzioni principali però del quadrante erano quelle di carattere astronomico. Noi vediamo l'asta del Sole che adesso troviamo sulla costellazione dei Gemelli e possiamo dire che il Sole si trova nei primi giorni del mese di luglio. Abbiamo anche l'indicazione della Luna che troviamo sul Leone, tra il Leone e la Vergine. Sappiamo che la Luna è al quinto giorno di lunazione, lo vediamo sulla corona dove c'è il simbolo della Luna, e la Luna è indicata in fase crescente. L'asta più interessante però è quella del drago, che è un'asta passante da parte a parte del quadrante. L'asta del drago serve ad indicare le eclissi di Sole e eclissi di Luna.